Bene raga, ciao a tutti, da come non Veneziano torniamo su NGL Biathlon, siamo all'ultima gara di campionato del mondo in Finlandia, meno 11 meno 15, la Bastard, e andiamo a chiudere questi mondiali. Bastard è una disciplina che ci piace molto, però è chiaro che la concentrazione è su finire bene la World Cup per poi fare tutto il training necessario per cercare il prossimo anno di portare a casa diverse medaglie. Vediamo come si comporta il Kuma in questa mass start. Siamo senza occhiali, lei oggi senza webcam ha fatto la pazzia nell'ultimo video. La webcam tornerà sicuramente, l'occhialino non lo so. Comunque sto cercando di capire quanti siamo su Discord, io creo anche il canale Discord, però devo capire quanti siamo. Mamma mia, comunque sono veloci sti stronzoni, perché faccio fatica a stare di... 11esimi in questo istante. Andiamo, andiamo, andiamo a sparare. Ok, decima piazza per il talentissimo primo poligono di questa World Cup. Anzi, di questi campionati del mondo, scusate. Freddo come il sangue di un crotalo. Super fantacume, super fantacume. Quanto recupero. Siamo quinti, ragazzi. Hanno sbagliato in tantissimi. Chi c'è il comando sempre? Giacomel che vuole riscrivere tutti i record del biathlon mondiale. Sono contento da una parte, però più vince più sarà dura per me. E comunque ancora giovane è Giacomel. Il Cume vuole una medaglia. Abbiamo vinto l'oro nella staffetta, però non conta nel... Molto freddo e nevicata importante qui in Finlandia per l'ultima gara dei mondiali. Questa mass start, che è una delle discipline più belle, forse la più affascinante dell'intero panorama mondiale. Siamo tutti molto vicini. Qualcuno prova a spingere adesso. Per me, io voglio essere bello, pronto e riposato. Adesso voglio il triplo errore di Giacomel. Lo pretendo il triplo errore di Giacomel. Molto bene, Giacomel non ne sbaglia mezzo, però. Jack non ne sbaglia mezzo. Sempre quinta piazza con Giacomelli in fuga. La medaglia non è impossibile. Però penso che nel conteggio Hall of Fame conta solo l'oro per le Olimpiadi mondiali, quindi... Però è una soddisfazione per noi. Sesto posto comunque.
Mi sono tenuto molta energia però, eh. Sto cercando di fare un po'. Sto provando sinceramente per capire cosa conviene fare. La medaglia è molto alla portata se non sbagliamo il poligono. No, l'errore. L'errore che non ti aspetti del Kuma. Ah. Qua avevo sbagliato in maniera molto... proprio da pirlotto. La medaglia si allontana un po'. Già com'era il poligono. Jack al poligono. Jack. Non sbaglia niente Jack, ahimè. In piedi è dura comunque. Proiezione, quinto posto. Ma guarda che roba! Ma che fastidio! Quinto posto, ma siamo lontani dai primi. Siamo lontani da Müller, Butt e Vensus. Giacomelli è imprendibile. Giacomel, ahimè, è imprendibile. Abbiamo Manzotin abbiamo. Guarda come spinge. Abbiamo perso tanto nell'ultimo poligono. Tutto giù. Non abbiamo fatto errori, ma lento. Scusate raga, sono un po' stanco. Sto registrando a orari un po' impossibili. Una medaglia, idea. Era un'impresa abbastanza disperata la medaglia. Quell'errore là, ha preso il muro, dai. Giacomel. I primi sono troppo avanti, possono permettersi anche un errore purtroppo. Non male, ma non basta. Quinta piazza. Almeno non è medaglia di legno, dai. Però, prestazione zero errori. La prestazione è veramente solida, eh. Diciamo che partivamo 15esimi. Anche se è una partenza per tutti uguale, insomma, sempre 15esimi comunque. Prossimo anno ne prendiamo di medaglie, ne sono iper convinto. In realtà il quarto posto non è impossibile, però. Non so neanche io se voglio il quarto posto. Il quarto posto è la cosa più odiosa che ci sia. Ma è la gara andata.
attenzione. Attenzione. Per pochissimo. Dai, il quinto posto va più che bene comunque, dai. Allora, che bei soldini, se estate ci alleniamo alla grande, spacchiamo fuori tutto. Che è successo? Ok. Buono. DNF Marecek. Si è ritirato Marecek. Incredibile. Povero Marecek. Un bell'uomo Marecek. Vabbè, torniamo in... qua abbiamo la sprint 0-5, ma sappiamo che la sprint è un po' il nostro tallone d'Achille. No, cos'è però? 0-5. 0-5. Ok. Vediamo se riusciamo a fare una sprint degna di nota, per così poi abbiamo la strada in discesa per l'inseguimento. Vai. Non vedo l'ora di fare la prossima stagione, perché la prossima stagione mi sento carico che posso lottare veramente per qualcosa di grande. Anche se dobbiamo fare di stagioni. Perché non è che non mi basta vincere, io voglio diventare il più grande di tutti, il mas grande. Il Cume ne esce bene da questi mondiali. Un quinto posto e soprattutto l'oro. Una staffetta che però non viene conteggiata nell'Hall of Fame, una roba vergognosa secondo me. Una cosa vergognosa. Ma il Cume deve accettarlo. Questa triste realtà. Certo noi con queste temperature abbiamo un bel ritmo comunque, eh. Questa è una bella discesa, la possiamo fare nell'ultimo giro col boost. Di momento gli intertempi sono buoni. Qua perdiamo un po' però, eh. Ok, primo poligono. Intertempo buono. Non devo sbagliare né questo né il prossimo. Non male, dai, non male. Non male, Cume, forse perdiamo. Perdiamo qualcosina, sappiamo che la velocità non è il nostro forte nel qual poligono. Devo tornare in vantaggio adesso nella parte sciata, dai. Stiamo spingendo molto, ma siamo forse ancora dietro, sì sì. E di parecchio anche, 0,8. Vai. Dai, Cume, dai. Io capisco che la sprint non è proprio il tuo forte, però... Sta spingendo tanto il talentissimo adesso. Siamo indietro, raga. E neanche di pochissimo. Non capisco.
E adesso chiaramente non possiamo fallire. Più 2,5 però. Non mi piace questa proiezione. Dai, non male, però ho sparato bene, dai. Non velocissimo. Ora andiamo a vedere chiaramente le statistiche. Siamo addirittura quarti, boh. Mamma mia, i primi scatenati proprio. Tanta barra, però forse la parte sciata non è stata proprio meravigliosa. Un cume lento forse. Come ci sta provando. Non siamo indietro, raga. Siamo indietro. Il cume prende una buona velocità, ma qua, mamma mia. 5-1, raga. Niente, la sprint proprio non è la mia. Non c'è niente da fare. Terzo posto. Chiaramente per le medaglie. Assolutamente no. Mamma mia, che bello. Recupero forse qualcosa, vediamo. No. Rimaniamo terzi, ma per poco. Lenti, 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 peccato. Spero non quarti, ovviamente, ma non credo. No, dai, qui credo, meno male. Siamo là, galleggiamo in top 6 adesso, top 6, top 7. Verità. Non male, però. Già com'è il mostro. Vediamo, forse stavolta. Shooting 38, 27. Sono troppo lento in piedi. Purtroppo. Vado meglio con 4 colpi perché invece di steso me la cavo molto meglio. Adesso abbiamo la mustard. Subito mustard. Ok, e dopo la staffetta che però sinceramente, cioè le staffette, boh. Cioè non mi danno, io voglio il podio, Hall of Fame, cioè più 5 più 1. Ok, cioè, se non ho i conteggi mi sta un po' sulle balle, sono sincero. Però, vai. Accettiamolo. Dai che partiamo bene qua, 2. Dai. Però perché tu dici, ah, devo sempre che giustamente partiamo probabilmente con la classifica di specialità. Per ha fatto una bella sprint, non c'è l'inseguimento, che bello. Quella che amo di più. Un'altra mass start come indiana. Dobbiamo rimanere belli vicini. Dai che andiamo bene, dai che andiamo bene. Lo sci è buono. Lo sci mi gasa, lo sci mi piace. Solo che c'è un uomo, si chiama Giacomel, che sta dominando in lungo e in largo questa disciplina. Amo questa pista, poi mi piace tantissimo. Attenzione, il Kuma. Adesso il Kuma è veramente arrogante, però, eh. Finisciamo primi in questo momento. Un Kuma è gasatissimo. Adesso la pressione è tanta, però, eh.
Vogliamo la prima vittoria, sarebbe bellissimo, ma stiamo zitti. Dai, buono, buono, buono. Non male. Giacomelli intanto sbaglia. Siamo secondi, benissimo. Sarebbe bello blindare una medaglia, ma la vedo un po' improbabile addirittura. Siamo già terzi. Però un cume veramente, veramente afrodisiaco, dai fiori. Il problema è che non c'è Giacomelli, Giacomelli recupera, siamo quarti virtualmente. Raga, Giacomelli ha un motorino, cazzo. È un motorino vivente Giacomelli. Attenzione, c'è la sfida con il nostro eterno rivale, Marecek. Che sarà la sfida del futuro secondo tanti. Marecek Cume. Questo è il punto che amo di più. Poi di solito recupero sempre tanto. E come sempre anche stavolta recupero. L'ultima parte è favorevole per noi, E siamo di nuovo primi, ma l'importante è l'ultimo giro, non adesso. C'è una tensione senza senso nel box del Cume, dove l'allenatrice Dorothea Weaver vuole festeggiare qualcosa di grande. Eccola là, la tensione ha giocato un bruttissimo scherzo al talentissimo purtroppo. Sbaglia anche Marecek, incredibile, potevamo... Vabbè, stiamo zitti, va. Giacomelli sbaglia ancora forse, no, non è Giacomelli, settimo posto. È bastato un errore. Il sogno è svanito del podio, o quasi. Mai sbagliare da Covazzati. Errore pesantissimo del Kuma qua. Ogni gara una storia a sé. Questo è il biathlon, signori. Ma non siamo lontani, dai. Il sogno della medaglia è ancora possibile. Perché possiamo sparare in piedi e qua sì siamo lenti. Dobbiamo cercare di recuperare. Questo è il nostro punto. Però siamo indietro adesso, Purtroppo il Kuma è indietro adesso. Ma non troppo. Siamo tutti là. Non può capitare una giornata storta a tutti? No. Vabbè. Insomma. Porca puttana, hanno sbagliato tutti. Porca miseria, hanno sbagliato tutti. Torniamo secondi, incredibile, incredibile, l'ho appena detto. E andiamo all'ultimo. All'ultimo poligono, di nuovo secondi. Non dovevo sbagliare. Madonna, stiamo zitti, Vara. Potevo garantirmi la medaglia sicura. Adesso c'è Marecek che deve rompere 3 quarti di cazzo. Siamo tutti là, fioi.
Wright. Giacomel sembra leggermente indietro adesso. Giacomel è un po' indietro. Giacomel non è che può vincerle tutte, Siamo in gioco per tutto in questo momento. Mamma mia come spingono. Tanto recuperato all'ultimo poligono. Hanno sbagliato tutti praticamente. Sì, tutti quelli davanti a me hanno sbagliato. Purtroppo ne ho sbagliata una anch'io però. Qua ci giochiamo le medaglie, signori. Ci giochiamo le medaglie. Dai! Mamma mia cosa ho fatto. Bravissimo Kume. Bisogna capire quanto... Sì. Il norvegese è primo, ma poi ci siamo noi e siamo in fuga, L'argento è a portata. L'oro no, purtroppo. Con 0 errori. Vabbè. Una gara impeccabile. D'altronde. Ha sbagliato uno anche il norvegese. Quindi questa è una medaglia pesantissima, raga. Giacomel. Però ho un vantaggio su Giacomel. Se mi recupera anche questo Giacomel è proprio dopato, allora, Vai, Kume. Prendiamoci il secondo podio in carriera. La prima vittoria ancora rimandata. Non sarà il prossimo anno, lo so. Giacomel sta recuperando, incredibile quest'uomo. Sarà dura, lo dico già. Tanto sprintiamo. Lo sento vicino. Ma è argento, signori, è argento! Grande Kume. Grandissimo Kume. Mamma mia che si è inventato veneziano. Statistiche. Shooting, ultimi. Nonostante l'ultimo posto. Grande Kume. Mamma mia, e Hall of Fame parla chiaro. Qua purtroppo c'è Bionat, non ci sono io. Ma nei podi siamo già 2 podi irridati. Giacomel ne ha solo 83. Ok, abbiamo una staffetta adesso. Una staffettona. E ovviamente ci siamo anche noi. Meno 16, meno 20. Ok. Vai. Grandi ragazzi, vai, doppia medaglia. Da Hall of Fame. Adesso vediamo Zeni cosa combina. Sappiamo che Zeni è curioso, Zeni. Il nome di veneziano comincia a circolare ormai nell'Hall of Fame del biathlon. Dai Zeni. No. Dai. Zeni ottavo. Recupera un po' Zeni, te prego.
Vai Zeni, non sbagliare. Bravo Zeni, questa è grandissima, bravo Zeni. Bravo, bravo, bravo Elia. Super Fantazeni. Dovrete stare là, stiamo là. Buono. Devo tenere di carica le cuffie però. Avevo Bionaz quarto, comunque ha fatto un bel lavoro, Zeni, dai, sono di un cacchio oggi. Ok. Ah, Bionaz mi sbaglia l'ultimo, peccato. Sestimo, siamo vicini. Tra poco tocca il Cume. Buono quarto, buono quarto. Ti prego, Bionaz. No, doppio giro di Bionaz. Ma si può avere un coglione in squadra così? Due giri nella staffetta. Vai. Niente, o Bionaz o Zeni sbagliano a turno. Vai. Siamo ottavi però. Disastroso Bionaz, non puoi fare due giri nella staffetta, cioè, dove è anche la ricarica. Cioè, sei un pirla, cioè. Deve spingere tanto il Cume adesso. Una staffetta non può recuperare tutti questi secondi. E sì, il podio è ampiamente andato. Salvo errori macroscopici degli avversari, ma voglio dire, guarda l'Ucraina come si è messo in mezzo. Vardio, Vardio. Il talentissimo si prova a chiedere da un argento meraviglioso in mass start. Dai ragazzi. Devo dare a Giacomè la miglior posizione possibile. Sesta posizione, recuperiamo 3 posizioni, ma i primi sono veramente troppo avanti. Il primo è impossibile. Sì, il podio è impossibile, raga, non posso sbagliare 2000 colpi. Proprio un Bionaz, si ha vinto una gara sto stronzo. Cioè, lo Fame è in vantaggio su di me. Cioè, non l'accetto questo. Dai Cume, dai che presto sarà l'era Cume. Sta spingendo più che può il Cume per recuperare terreno, ma lo sa anche Giacomè che l'impresa è disperata. Bionaz piange, ma ha poco da piangere, cioè non puoi fare 52 errori così. Cioè, tutto c'è un limite a Bionaz, cioè. E se le Olimpiadi perdiamo perché Bionaz fa ste cagate, cioè veramente. Ciao. Recuperiamo tanto che sul quinto c'è un Cume veramente leggendario.
Bravissimo Kuma, mamma mia. Leggenda kumendiana. E adesso andiamo a... Siamo vicini, siamo vicini. Abbiamo recuperato tanto per Giacomè. Sì, il podio non è forse più impossibile con Giacomè, perché è chiaro che dopo è lui lì per fenomeno, però ha fatto una grande staffetta, cazzo. Stiamo recuperando tantissimo. Raga, con Giacomelli il podio non è impossibile, ve lo dico già. Però Giacomelli deve fare il Giacomel come il Cume, veramente. Ha fatto un recupero mondiale. Bionaz inquadrato, guarda con attenzione. Con la morte nel cuore per la cagata che ha fatto. Adesso il Cume è praticamente quarto, signori. Mamma, mi avevano dato veramente la miglior posizione possibile. Vai Giacomel. Grande Cume. Stato di grazia comediano. Adesso vediamo il nostro fenomeno. La leggenda vivente. Giacomel. 6 secondi dal terzo, da Kaiser. Molto veloce Jack, molto veloce Jack. E siamo già secondi. Incredibile, incredibile. Incredibile Jack. No, 35 secondi però dal primo no. La Norvegia è andata ormai. Ma il Cume e Giacomel stanno regalando forse una medaglia incredibile. La Norvegia ha vinto ormai. Dai che argento. Argento irridato. Ho recuperato anche tanto su Botton, ma cioè, a 40 secondi di vantaggio. Che argento, signori, che argento. Peccato che non conta per la medaglia, per l'Orfei, però. Non conta un cazzo, non capisco il perché. Bravi ragazzi. E intanto, però... 1-2-1 intanto, E Lolo Fame. Perché? Perché non mi dai? Non me la dai la vittoria. Neanche i podi, proprio zero, vabbè. Va bene. Medal score. Team. L'Italia domina. Atleti. Un argento e un bronzo. Ok, adesso... No, training, scusate. Allora abbiamo... Ok, Austria e Germania chiudiamo. Ci spariamo la sprint in Austria a meno 16, meno 20. Vai. Sappiamo che la sprint non è mai nelle grazie comendiane, però... Poi ci partiamo sempre tra i primi, che cazzo. Dai. Vai. Si parte ormai il Cume è un beniamino, ragazzi. Giacomel, anche Bionaz si è scusato. Ha detto, ragazzi, sì, Giacomel sappiamo che è il Maradona del biathlon. Però, ragazzi, sto ragazzo, sto Cume, giovanissimo, può veramente massacrare tutti. Partenza discreta, dai, va bene. Molto bene. Dobbiamo tirare di più però. E la sprint non possiamo tenerci. Dai, dai. Qui non Steraic. Perdiamo qualcosa dallo svedese.
È tardi che il cume è un po' stanco, però sono pronto. Battito alto però, battito alto. Battito un po' altino. Per come delle tifose sexy. Dai, non male. Non male, non male. È grande vantaggio perché ce ne sono pochi, probabilmente ha sbagliato. Infatti. Dai. Però un Q è veramente informissima oggi, eh? Si è preso un argento con un errore, ricordiamolo. Diciamo che adesso anche il rating o rating lascia sempre quella scelta dalla nostra parte, con 88. Quasi quasi potrei prendere anche i boost. Adesso vediamo quanti soldi abbiamo. Ma quello del battito mi preme. Dai, abbiamo un buon vantaggio, ma dobbiamo assolutamente migliorare la situa. Stiamo spingendo tantissimo. Meno 19, raga. Salutiamo un po' per non distruggere il fiato. Dopo quando non ho più la penalità del battito qua posso spingere al massimo, perché è là che dopo fai il risultato secondo me. Bionaz solo con Bionaz, cioè non può una vittoria in Coppa del Mondo, non si sa come. Ho internato troppo purtroppo, scusate il giochino di parole, ma lento, in piedi sono ancora lentissimo. Ho un bel vantaggio perché non c'è ancora nessuno di quelli di big, diciamo. Beh, è un buon cume, è un buon cume, signori. Stato di grazia, cume indiano. Ci possiamo spingere adesso. Più 10 sul bulgaro. Come secondo. Qua abbiamo una bella velocità secondo me. Dai. Dai che vediamo il traguardo. Abbiamo tenuto tanta energia, ma io l'ho usata tutta, raga. Cioè, l'ho usata veramente tutta, perché probabilmente adesso sono bello allenato, quindi ne perdo poca. Dopo con l'avanzare del tempo i battiti aumentano, incredibile. Vabbè, qua siamo primi in scioltezza, adesso bisogna capire. Ok. Dove finiamo? Andiamo da secondi, terzi, eccetera. Ho capito che la sprint è una chimera. Non benissimo sta sprint, No good, no good, noni.
Però a 7 secondi siamo vicini, tutti vicini però. Ok, oh, finalmente ci spariamo l'inseguimento e poi a casa per oggi. Meno 6, meno 10. Ok, stiamo qua. Vai. Siamo tutti là e io amo l'inseguimento. Speriamo bene. Vai. Vediamo cosa riusciamo a combinare in questa gara sprint. Scusate, gara inseguimento. Allora cercare di tenermi un po' di energia in più però, eh. Non voglio avere proprio l'ultimo giro devastato. Ho i primi tutti stravicini però, eh. Comunque la sprint è proprio il mio punto debole, eh. Adesso vediamo dopo il primo poligono. Vai. Buono, buono. Molto bene. E siamo terzi intanto. I primi due non sono inarrivabili. Questa proprio. Giacomello e Stadler. Non so, tocchi che scusate, oggi veramente la sento la stanchezza. Mi ci sparo cagate e chiedo venia. Siamo quarti, ma non mi preoccupo. Non sono preoccupato. Devo sparare bene, ovviamente, quello sì. Giacomello, la vittoria è già in pugno, c'è poco da fare, è un fenomeno. Quarto, quinto posto. Cioè, adesso sto volutamente andando piano perché voglio tirare tanto negli ultimi due giri. Vediamo se va bene. Se la tattica vi giusta. Tanto non possiamo sbagliare il secondo a Covacciati, chiaramente. No, non è vero che l'ho sbagliata, non è vero che l'ho sbagliata. Ma non è vero, ma cosa ho fatto? Sì. Che brutto errore, proprio gratuito, all'inverosimile. Andata. Non è un errore proprio un errore non da come questo così, eh. Ero stra tranquillo, ho sparato velocissimo anche. In realtà non ha sbagliato nessuno la seconda run. Vabbè. Andata. Ripeto, questa è la cosa che ti fa godere. Che comunque questo gioco è una droga. Che ogni gara è una storia a sé. Quindi puoi avere tutti i parametri del mondo. Ne sbagli uno. Saluti, saluti.
10ª piazza. Ci devo tirare purtroppo. Siamo tutti là comunque, bastano 1 o 2 errori, ritorno in corsa, però e si iniziano i colpi quelli brutti. Giacomelli intanto è pronto all'ennesimo oro. Ecco, ho fatto anche un errore in must start, quindi no, non è detto, non è detta l'ultima parola, dai. Siamo quinti. Il problema è che il podio è lontano, però beh, in realtà no, al terzo posto no. Non vado neanche a uovo. Cioè devo solo tirare. Un disgraziato. Al terzo posto lo vedo, è là. Ed è... Ah, il francese. C'aveva una medaglia al francese, eh. Avevamo Chiresev dietro, uno che non è fastidioso di più. Stiamo recuperando bene, sì, non da Giacomel che avevamo 21 secondi, era Jack, però... Dai! Servono altri 5 colpi perfetti. Dai. Poligono anche veloce, però la proiezione mi dà fuori dal podio, quindi... Male, male, male. Quinti. Quarti in realtà no. Quarto posto leggermente fastidioso. Niente, quell'errore l'ho pagato a carissimo prezzo. Purtroppo. Dai, proprio una discesa, anche il quarto posto, dai, me lo godo. Sono abbonato tanto alle medaglie di legno. Siamo là. Non lo so però, davvero duro il quarto posto. Devo spingere adesso, però ormai ho paura che si... sì, troppo tardi. Vai, dai, qui dopo comunque siamo là, siamo piazzati in tutte le gare ormai. E Marecek poi figurati il porco. Tanti soldini abbiamo anche, raga, sotto il comandante veneziano. Vediamo. Total score, siamo noni. Però stagione incredibile la prossima. So cazzi. Raga, un saluto dal comandante veneziano. Ciao!